Il settore immobiliare in Sardegna continua a mandare segnali positivi dopo anni caratterizzati da un trend negativo e quanto emerge da una ricerca condotta dall'Osservatorio Congiunto di Facile.it e Mutui.it, che ha analizzato un campione di oltre 1200 richieste di finanziamento in Sardegna. Dall'analisi risulta che nel primo semestre 2018 l'importo medio richiesto dalle persone intenzionate ad accendere un mutuo per l'acquisto di un'abitazione è stato pari a 108.958 euro, cifra che segna un più 2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo l'osservatorio cresce non solo l'importo del mutuo richiesto, ma anche la percentuale del valore dell'immobile che si intende finanziare. Se nel primo semestre dello scorso anno era pari al 62,2%, nei primi 6 mesi del 2018 è aumentato, fissandosi al 66,9%. Quanto ai tassi di interesse, sono ancora ai minimi storici e sempre più cittadini chiedono mutui a tasso fisso, 8 richieste su 10 nel 2018 contro le 7 su 10 dello scorso anno. Cresce anche l'accesso al mercato dei mutui dei più giovani, gli under 35 sono passati dal 18,9% del primo semestre 2017 al 22% dei primi mesi del 2018. A livello provinciale, tra gli aspiranti mutuatari che hanno cercato di ottenere cifre maggiori c'è Nuoro con 119.478 euro, segue Sassari 111.410 euro, Cagliari con 110.000 euro, chiude la classifica Oristano con 100.315 euro. Con una media del 75,9%, i nuoresi sono anche tra quelli che chiedono alla banca di finanziare la percentuale più alta del valore dell'immobile.